Una vera e propria stalla davanti a un ipermercato di Mestre per difendere il latte veneto e italiano. Erano 400 gli allevatori arrivati da tutta la regione, un'invasione pacifica del popolo giallo della Coldiretti, affiancato da bestie come queste. Laura, quasi 13 anni, è una frisone italiana, 9 parti all'attivo, il 10° in corso, ancora è il simbolo di anni di lavoro e professionalità. Luigi Sambugaro, il suo proprietario padovano, una tradizione di famiglia nell'allevamento alle spalle, guarda sconsolato il suo orizzonte. È andata anche al confronto europeo a Osanna. Abbiamo avuto anche tante soddisfazioni e che purtroppo saremmo costretti a chiudere l'allevamento perché non si riesce a stare in piedi con i prezzi di oggi. 3.500 le stalle venete attive, numerose quelle a rischio. Abbiamo qualche centinaia di aziende che corrono il rischio di chiudere perché effettivamente non sono remunerate giustamente del prezzo del latte, a fronte anche di investimenti fatti per rimanere nel mercato. In piazza con gli allevatori anche le 3 più grosse latterie della regione, tutti uniti per chiedere l'etichettatura del prodotto che indichi l'esatta provenienza. Il latte UHT, il 90% di quello che viene commercializzato in Italia arriva dall'estero, dai paesi della Lituania, Estonia e Romania. Quando arriva in Italia è tutto latte italiano, questo noi vogliamo comunicarlo, vogliamo che sia l'Europa in primis a dire facciamo un'etichettatura chiara. Ogni anno in Veneto si producono 10 milioni di quintali di latte per un valore di $500 miliardi. Il problema è il prezzo. Noi prendiamo dai 37 ai 38, poi c'è la qualità, 38 centesimi al litro. Quanto le costa produrre quel litro di latte? Hanno calcolato 38 centesimi. Quanti cappi ha lei? 230, in lattazione 120. Che tipo di futuro vede per la sua azienda? Non vedo futuro. Obiettivo della protesta: raggiungere il consumatore finale. Cosa ne pensa di questa manifestazione? Fanno molto bene.